Hey guys, and we are here with Rauscedo, another winery here, and Francesco today is our guy. Hi, you're welcome. Guys, hello. So, Francesco, Rauscedo, tell us a little bit what's the history behind here? Can I tell in... As you like, German, Italian. Okay, yeah. you can. Yeah. Just let's try it in English because we are very popular in the States. So let's try to have that in an English sentence. Okay, but it's better when you... Yeah, okay, I can translate. Yeah, yes, Okay. that's good. Cantina Rauscedo nasce da una comunità che si trova praticamente vicino a Spilimbergo, nel Pordenonese, dove nel 1880 si è scoperta la tecnica dell'innesto della vite, per cui è stata salvata l'intera viticoltura nazionale e internazionale dalla filossera, che era un'afide che pungeva le radici delle piante di vite e le faceva morire. Okay. Quindi si è scoperto questo innesto tra la vite americana, che non è produttiva e non veniva attaccata da questo afide, innestata con la varietà che si voleva piantare, e questa riusciva a sopravvivere. Per cui diciamo che Rauscedo ha salvato la viticoltura. Da qui i produttori cosa hanno fatto? Hanno detto: è inutile che ognuno di noi poi, per appunto coltivare le viti, produceva anche uve, ognuno si faceva il vino per casa. Per casa, ok. Quindi nel 1951 a un certo punto hanno detto: perché non facciamo una cooperativa, uniamo tutte le uve e facciamo appunto nascere Cantina Rauscedo. Quindi nel 1951 pochissimi soci, i primi vivaisti, si sono messi insieme e hanno fatto nascere questa cantina. Quanti soci? How many partners do you have? Yeah. I will translate then in below than what Francesco told us. How many partners do you have at the moment here? I soci sono circa 350. So 350 partners that they have. So in principle, this partnership is they coming here, they're bringing the raccolta, so everything from Offriscono l'uva. from the winery, bring everything here, and then you do the complete elaboration for them. Yeah. Yeah. Okay. Abbiamo due sedi produttive, una a Rauscedo e una, che è questa più nuova, di Codroipo, che è stata acquisita 10 anni fa. Okay, good. So they have two ports. One is in Rauscedo and one is here in Codroipo. Codroipo is the more modern one, huh? Yeah. We can say like that, you know, much modern. And Rauscedo is the historical part. Historical. Mm-hmm. Okay, cool. Infatti, andiamo a fare... Sì, let's dive in. Let's have a visit here. Acciaio. Wow, look how big that is. How many pieces you have here? We have here and outside. Okay, here you have around. You can see outside is more... It's much bigger, okay. Wow, so big. As you can see here, we have as well a laboratory here, and we have Massimo, who is the laboratory chief, we can say. Can you tell, do you speak English? No, okay, as well in Italian. If you can tell us something about the labor here, what you are doing, and how you check all the winery. Cosa controlli? Allora, qui facciamo tutta la parte dei controlli sui vini, quindi tutta la parte analitica, dall'inizio della vendemmia, per cui da quando introduciamo l'uva, iniziamo a analizzare i mosti, i vini in fermentazione, e poi nei mesi successivi i vini pronti per l'imbottigliamento, per le spedizioni, per la vendita all'ingrosso. Sì. As usual, I will translate everything below there. Basically, you are doing the complete quality check, and you are? Margherita. Margherita, you are doing the same. Io faccio la parte laboratorio, quindi analisi. Analysis and everything. Cool. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Grazie. And here we are outside of them, huh? Wow, so big. Really industrial here, huh? It's a big winery. Big winery, huh? Wow, Allora, so qui nice. produciamo 220.000 ettolitri di vino e altri 220.000 sono prodotti a Rauscedo. Ok. In Diciamo- totale? Quasi 500.000 Wow. ettolitri. Ettolitri, eh? In litri, Incredible. fatevi i conti. Sì, sì, incredible.
e anche quelle là. Wow, Tutte very big one there. Cisterne. Quanto è il volume di one of Adesso this io big non tank te lo here? so dire, può essere 300.000? 300,000 hectoliters. 300.000 Cool. con l'uva. So basically here the farmers are coming here. They bring the complete urea here. Vengono pesati, vengono fatte le prime Weight, analisi everything, analysis here. da questa macchina che adesso vedete spenta, perché se venite a trovarmi in vendemmia Sì. Ok. vedete tutto la fila. Tutto il processo. Mhm. Dopodiché vanno a scaricare nelle tramogge qua. After that they're bringing everything here. Caricato i carri qua o di qua o di qua, sono 4 totali, Wow. quindi qui dentro va a finire l'uva Yeah. che viene diraspata praticamente. Yeah. Vengono tolti i raspi e va a finire nelle presse che vedete, quelle sotto il capannone praticamente, che vanno a finire in distilleria. Okay, that one, so the rest, from the urea is going there, and then it's going in the distillery, and from there we can create grappa, eh? Grappa. So O altri... nothing is loose, everything has a grappa- biological cycle. Grappa è il must. It's the must. Esatto. All'esterno si fa poi la fermentazione. Cosa succede? Vengono aggiunti dei lieviti Sì. che vanno a mangiare praticamente lo zucchero e da lì parte la fermentazione alcolica che praticamente crea poi il vino. Il vino, si creano ok. anche dei sottoprodotti che vanno eliminati, insomma. Sì. E tutte le cisterne, vi farete la domanda se fuori il sole le scalda, Sì. saranno bollenti d'estate. So got they hot during summer times, when the temperature is around 40 degrees here? Però non è così, perché It's not like all'interno that, c'è un intercapedine dove vedete praticamente che è Yeah. puntinato, Sì. che c'è una serpentina di acqua o liquido di raffreddamento che mantiene la temperatura costante sempre. Yeah, it's like a thumb who is going around this border there, and it keeps that cool. Yeah. Esatto. DOC, gli OCG, i GT. Sì. So the most selling product is a big one, a big tank here that you sell, huh? Esatto. Oh, Vengono ok. con i camion. They're coming with the tracks here. Quei and, camion cisterna yeah, caricano yeah, yeah, e yeah. vanno verso altre cantine per creare altri vini, Sì. o vengono qui degli enologi, assaggiano, poi creano i loro blend Yeah, ok, e ok. appunto Yeah. o ci commissionano come Okay, perfect. So you come here with another brand, they buy the complete winery here, and they creating then their own brand in there, huh? So in principle, these are presses who the winery that they bring it in, come on that side, huh? Yeah. And here, look how big these tanks are here, huh? Amazing. Allora, i vigneti. I vigneti dei nostri soci praticamente sono compresi tra i 3 fiumi principali qui del Friuli Venezia Giulia, che sono il Cellina, il Meduna e il Tagliamento. Ok. Sono terreni ghiaiosi di sassi praticamente, fiumi a carattere torrentizio, e quindi molto spesso la vite ha bisogno di acqua, la vite va con radici in profondità, Sì. appunto per cercare l'acqua e poi produrre i vini che poi andremo a degustare, ad assaggiare, sempre vini freschi con una bella acidità. E poi insomma i commenti arriveranno da voi che assaggerete, yeah. insomma. They're coming then to our table then, yeah. So that means as well, when these partners, these 300 partners, they tell them we are today doing Sauvignon, we are doing what kind of, did you have? Traminer, Prosecco, Pinot Grigio. Pinot Grigio, and they bring everything here, Yeah. and they're doing the complete process then starting. La then the produzione 95% sono vini bianchi Sì. di diverse varietà, e i restanti sono 3 rossi che sono Merlot, il Cabernet Franc e il Refosco che produciamo, e poi anche ribolla gialla che Sì. la facciamo in versione spumante, che poi è ribolla gialla e friulano e il Refosco sono tipici del Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia. So 90% of the winery is here white. So that means Prosecco, Chardonnay, all these white wines, and 10% is
is a red wine, so with Merlot and stuff like Cabernet this. And Franc, Cabernet Franc, yeah. Wow, cool. Eccoci, questo è un impianto di imbottigliamento, è piccolino diciamo, infatti questo non è sempre sufficiente per imbottigliare, Sì. ne abbiamo un altro esterno e uno eventualmente che arriva in più quando è il momento di imbottigliare tanto, però il funzionamento è quello che andiamo a vedere su questo, insomma. So there's bottle station here, so basically that's a small one, you know, here that they have. Bottles are coming Esatto. from that side. So Qui happens vengono- like this, you know. Vengono caricate le bottiglie vuote, Empty bottles are coming here, going to that place entrano here, qui, viene fatto un lavaggio veloce, cleaning up the bottles here, qui and passano sotto qua e vengono riempite. here's the Praticamente full station here, fuel qui arriva il station. vino collegato a una cisterna e vengono tutte Yeah. riempite. So basically, it's coming from outside. It's coming the wine here on that side and filling up the bottles here, connected to one of these tanks here that are selected. E qui vengono tappate. And then is the cork coming on the top, huh? Esatto. Coming Passano on di that qui. side here. Qui si fa un lavaggio esterno della bottiglia per evitare che cleaning. ci siano residui. Cleaning of the bottle here on outside, Esatto, tornano fuori coming out. e qui viene messa la capsula, questa sopra. And here is that port here, the capsule here. Esatto. That side is coming on the Che top sono of the forse- bottle. non so se è aperto, che sono, Ah, like this, yes. no, da fuori. Vediamo da qua, Yeah, one of those one, you know. vediamo. Queste sono quelle nostre di Yeah, Rauscedo, the Rauscedo che is vengono messe coming up sopra, on the top, pressed. vengono scaldate e si legano praticamente Ok. alla bottiglia. Successivamente di qua, qui vengono messi i rotoli con le etichette. Yeah, yeah. Praticamente. So the branding is coming here on that side from the front and on the back, huh? Esatto. Mhm. Adesso qui è un po' non è impostato, però comunque questo è il sistema. Yeah. Entrano le etichette, vengono attaccate dentro là Yeah. e riescono di qua. And they coming then out. Ding-du-du-du-du. Qui vengono messe nei cartoni. Okay, Praticamente packaging here, è coming in the chiusi. cartoon here. Praticamente vengono chiusi e vengono fuori i cartoni qui praticamente. Ok, Viene fuori il then- cartone da 6 in questa. Coming In questa zona. cartoon on 6 bottles outside on there. Ogni That's it. modulo ha dei sensori ovviamente che se c'è qualche imperfezione segnala e blocca appunto Yeah. il flusso delle bottiglie. A basic station or step has a sensor, and if something happens, it gets an alert. Esatto. Lì dentro invece, prima che il vino arrivi dentro, That side, yeah. dentro in bottiglia, c'è una microfiltrazione praticamente Yeah. che toglie eventuali residui di lieviti per Ok. evitare che il vino rifermenti in bottiglia, Sì, che sì. parta qualcosa Sì, di sì. strano. insomma. So this is in principle the floor, the ground where the winery is planted on that side, eh? Francesco? Esatto. Yeah. Questo è il terreno che abbiamo qui in mezzo ai fiumi praticamente. Yeah. Appunto non è un terreno che dà tanti nutrimenti alla vite, per cui anche alla ricerca semplice dell'acqua la vite deve fare radici profonde Sì. e andare giù praticamente, Sì, quindi sì, avrà sì. un po' di stress idrico che anche questo aiuta comunque alla qualità del vino. Okay. So Francesco, we have different prosecco here. What you are producing here? Allora, questa è la linea di spumanti. Come prosecco, la differenza tra i due spumanti è il metodo. Questo è il metodo Charmat che rifermenta nell'autoclave, quindi sono delle cisterne che avete già visto fuori. Prosecco ne produciamo di 3 tipi, un extra dry, un frizzante con la legatura spago che Sì. praticamente ha meno bollicina, che si chiama frizzante, però Sì. bollicine più fini rispetto a questo. Un rosé, Un rosé. che è un po' di pinot nero per il colore, è un brut più secco, e un malvasia che è un Una domanda. vino dolce. Rosé. Why is rosé red? Because have a little bit Pinot Noir inside. Pinot Noir. So the trouble Only is for the color. ah, Il gusto, the taste, yeah. esatto, the taste is the same. It's the same. Esatto. Okay. Perfect. Cool. Ribola gialla, che è un vitigno tipico del Friuli Venezia Giulia, che facciamo sempre in versione extra dry spumante. Sì. Questo invece è un metodo classico, quindi
fa una rifermentazione in bottiglia di 32 mesi, è un 90% Chardonnay, un 10% Pinot Nero. Ok. Linea di bianchi, praticamente come dicevamo prima, Sì. produciamo tanti vini bianchi, partiamo dal Friulano che è tipico della zona del Sì. Friuli Venezia Giulia, l'ex Tokai, Sì. Chardonnay, Pinot Grigio di cui si fa la produzione maggiore, i due aromatici sono il Sauvignon e il Tramine, il Verduzzo tipico Friuli Venezia Giulia che è Sì. dolce, i tre rossi che fanno sono Merlot, l'acciaio sì. praticamente, Merlot, Cabernet Cabernet Franc e e Refosco, che anche questo è tipico della Friuli Sì. Venezia Giulia. Questo è un uvaggio rosso che è un blend di Refosco e Merlot praticamente, Sì. e fa un passaggio in legno di 10-12 mesi in barrica. Ok. E questo So è una è selezione di barricato. Sauvignon, esatto, Ok, a yes, little so bit. a little bit of barricato here, E questo invece è un Sauvignon della linea Casa 40, che poi quando lo assaggeremo vi spiegherò magari perché si chiama così. Curiosità che riportiamo tutte le foglie del vitigno che c'è cool. nella bottiglia. Ok, perfect, yeah. Praticamente So la you- base yeah, yeah. ampelografica. Yeah, cool. Base ampelografica Yeah, yeah, che yeah, è That looks la very. foglia This di is a vitigno. new brand because I think you have now a new label here on that side. Esatto, abbiamo new cambiato labeling, anche il logo della cantina che Ok, yeah. rappresenta i sassi dove coltiviamo le Ah, vite ok. e i Stones, fiumi praticamente, se vogliamo vedere anche And the rivers, ok, cool. questo è il nostro terreno e anche l'unione di cooperazione tra le persone. Ok. Quindi questa è una cantina cooperativa. Yeah, this is a Soci si yeah, uniscono. cantina per il popolo, you know, for the people, eh? Sì, boh, You can say cooperativa, that. diciamo che la gente si aiuta a Sì, vicenda, a vicenda. e quindi si crea una ricchezza insieme. Ok, perfetto. Ok, cool. And we have here the Due liquori, sempre liquor- a base di vino. Sempre a base di vino, ok. Questa è un'infusione di erbe aromatiche. Sì. Questo invece è con base di vino verduzzo dolce Sì, con sì. infusione di noci. Di noci, verdi. And this is the grappa here, huh? Grappa non la facciamo noi, questa noi Ok. forniamo le vinacce Sì. e produciamo una grappa con vinacce miste e una di refosco. Ok, cool. Nella Un attimo. Hey, look at this Villa Manin. By the way, I have a vlog of Villa Manin. Check that out. This is amazing here. And let's try this bottle here, eh? Yeah. Francesco. The Villa Manin Prosecco. Villa Manin, penso che Daniele insomma la conosca molto bene. Sì, sì, I know that one. La yeah. villa dove ha vissuto, credo l'ultimo doge di Venezia, se non Sì, vado giusto, errato. sì. E appunto abbiamo dedicato a Villa Manin questo vino, che è un metodo classico che fa 32 mesi di rifermentazione in bottiglia, un 90% di Pinot, scusate, un 90% di Chardonnay e un 10% di Pinot Nero, ovviamente vinificato in bianco. E questo è il risultato per omaggiare appunto il nostro territorio. Perfetto. Francesco, thank you very much for the No, tour. grazie a voi, a te Daniele particolarmente della visita, ti Grazie. ringraziamo. Quando vuoi tornare o se qualcuno di voi vuole venire a trovarci, ci scriva o ci chiami, Sì. in qualche modo cerchiamo di combinare. Perfetto. In vendemmia è un po' difficile perché c'è tanto casino, si lavora, però insomma se viene solo Daniele gli faccio fare il giro, in gruppi è un po' più difficile, però, Perfect. insomma vi aspettiamo qui, vi aspettiamo in Friuli, venite a trovarci. Yeah. So basically, visit Friuli. Amazing place is here, and yeah, we'll link everything below from the Cantina Rochedo. Catch you in the next one. Ciao, ciao.